bagno né in cucine, ma schiampate vie senza di te. Mole tu e vena bevi un tai, vena bevi un tai, vena bevi un tai. Mole tu e vena bevi un tai, che domani tu ci atti su nel mio. Un tai di che il buon e tu sta su il mio. Dopo due tre tutti sinti sul sio. Tu sta l'ambicati e pas come me. Se une no torne ante la tristezza. La tua metà e restate là da parrucchiere e finisco sì la libertà. Amore tu e vena bevi un tai, vena bevi un tai, vena bevi un tai. Mole tu e vena bevi un tai, che domani tu ci atti su nevio. E tu ci atti la tua metà e restate là da parrucchiere e finisco sì la libertà. Mole tu e vena bevi un tai, vena bevi un tai, vena bevi un tai. Mole tu e vena bevi un tai, che domani. Grande successo anche quest'anno della manifestazione, il tempo ha tenuto, insomma le 500 sono sempre il numero uno. Ma sicuramente sì, è una cosa che mi fa orgoglio, qua praticamente sono i veri amici, insomma, no? E oggi non so a chi santo devo ringraziare perché di quello che è venuto giù ieri sera e quant'altro, quindi dire soddisfatto è poco, quindi l'entusiasmo veramente, sono molto contento dei partecipanti di tutta questa manifestazione che insomma praticamente si lavora un anno sopra e quindi il connubio anche con l'84esima fiera dei vini di Butrio ha fatto sì che tutta questa kermesse abbia secondo me il suo giusto successo. Insomma, giusto successo perché se non si organizza, se non si lavora, se non si va, alla fine non si fa niente, no? Ma sicuramente sì, insomma, innanzitutto la prima cosa trainante è la passione di questi motori, di queste macchine che insomma in fine dei conti sono la storia della meccanica italiana e quant'altro, no? Quindi è un orgoglio da parte mia portare questa gente qui anche a far vedere tutto quello che è il territorio dei Colli Orientali, dei vini, delle kermesse che abbiamo, di queste stupende aziende. E coglio l'occasione anche per ringraziare vivamente tutti i produttori di Manzano qui, nella fattispecie di Augusto dalla tenuta Conte Romano e di tutti i produttori di Butrio che veramente mi hanno trattato con i guanti. Hanno creduto insomma all'evento. Sicuramente sì, questa è una cosa che mi fa molto orgoglio e ne faccio partecipe anche tutte le persone che sono state vicine a me. In primis mia moglie. Che è quella che ti sopporta da tanto tempo. Sicuramente sì. Le 500, l'amore, la passione, la storia. Le 500 hai già detto tutto, l'amore, sicuramente se non altro le storie vissute sopra una 500, la storia d'Italia, la passione che mi sembra non cali mai. E soprattutto si va sempre avanti, no? Evergreen viene da dire. Non è una questione di evergreen, credo che sia una questione proprio di essere legati ancora all'amore per l'Italia, per le 500, per tutto quello che ha portato negli anni 60, 50, 70. Sulla 500 si faceva di tutto? Credo di sì, dalle vacanze al concepimento. Sai quanti bambini sono nati? Quanti cinquecentini sono nati in quel periodo nel 500. E poi la passione si tramanda.
Ma assolutamente, insomma, ci sono delle origini che vanno mantenuti e siamo anche conservatori e quindi bisogna mantenere assolutamente vivo quello che ha fatto la storia. Se non sbaglio lei è quello che ha la macchina verde, no? Sì, Topolino. Quanti anni ha la Topolino? È del 49, la serie B ha fatto 48 e 49 e dopo sto. E di sua proprietà di che anno? Proprio del 49 sua comprato. L'avevo una uguale nel 55, trovata, mi sono ricostruita e ho fatto il viaggio dei nostri con lei, come nel 58, no? Meglio di così, va detto. Passione. Poi sono macchine queste che sono indistruttibili. Sì, basta curarle un po', se no, Un po' di olio, come si dice. sì, grasso, olio. È come condire la verdura dell'orto, no? Sì, esatto, sì, Non si sbaglia mai. no, ma vabbè, corre sempre, Da che zona arriva lei? ma abito a Udine, però vengo dal Veneto, Bene. Padova. Quanti chilometri ha fatto con questa macchina? Ma non tanti perché si usa poco. Bisogna usarla con cautela. E nelle grandi occasioni. Grandi occasioni se piove, niente, se viene la pioggia non si usa perché così, Si bagna. non si bagna e poi con quelle gomme oggi è un po' pericolosa anche, le gomme piccole, sul bagnato si vola via. Bisogna Allora, avere una guida, saperla sì, guidare. sì, bisogna mantenere le distanze, oggi qua tutti gaffrettano, boom boom boom, così, Bene, buon proseguimento. grazie. Augusto, un grande scenario per aspettare le 500 perché il vino con le 500 si sposa. No? Si sposa sempre, bellissima giornata, siamo stati fortunati per il bel tempo, giornata stupenda, molte macchine, gente molto bella, ci siamo divertiti, abbiamo bevuto un buon bicchiere, mangiato un buon prosciutto, sempre di San Daniele ovviamente, del grande Morgante, e meglio di così non poteva andare. Senti, Ringrazio è voi. un esperimento che hai fatto, però insomma so che stai già studiando qualcos'altro. No? Stiamo studiando per il prossimo anno una bella festa dei borghi, auspicandoci che il nostro borgo di Orsaria vinca di nuovo, quindi con il grande frigo rifaremo una grande festa. Speriamo. Senti, le feste alla tenuta romano non finiscono qua, no? Assolutamente no. 2-3 a luglio, dopo agosto e dopo chiudiamo in bellezza per le vendemmie, sperando in una bella annata, ma decide lui.